Saremo tutti solidali e quindi ci saremo. Siamo arrivati veramente all'esaurimento, insomma, di tutte le energie. Sindaci veneziani a Roma per chiedere una volta per tutte al governo uscente e a quello futuro lo sblocco del patto di stabilità. La delegazione lagunare sarà rappresentata dal sindaco del capoluogo, Orsoni, più i primi cittadini di Portogruaro, Musile di Piave, Campolongo Maggiore, Fossò e Fiesso, con l'ex sindaco di Marcon, oggi vicepresidente ANCI, Pierantonio Tomasi. È incomprensibile per gli amministratori, ma soprattutto per i cittadini, come molti soldi siano accantonati e non si possono spendere, ma soprattutto non si possono pagare le imprese e i fornitori. 1,2 miliardi di euro è la grandiosa somma di denaro ferma nelle casse dei municipi del Veneto a causa del patto. Così non si danno i servizi ai cittadini, dicono i sindaci, e non si pagano le imprese, magari anche quelle che hanno già fatto i lavori. È l'ultima spiaggia, come dice qualcuno. Il presidente dell'ANCI regionale e dell'ANCI nazionale, De Rio in particolare, hanno assunto questa posizione con molta determinazione, arrivando anche allo sforamento del patto di stabilità se non saranno adottati i provvedimenti.